75 studenti universitari, una goccia fra le centinaia che durante l'anno vivono nelle residenze studentesche di Venezia. Dall'avvio dell'emergenza coronavirus, la maggior parte dei loro colleghi sono tornati alle loro famiglie, ma fra i rimasti, i cui 65 sono nelle 7 residenze della pastorale veneziana, ci sono studenti da paesi lontani come le Mauritius o da zone difficili da raggiungere. Ma per la rigida applicazione dei codici Ateco, le case per gli studenti dovrebbero essere chiuse a ore. Per questo i responsabili hanno scritto a prefetto e presidente della regione per chiedere una motivata deroga. Abbiamo sottolineato soprattutto il fatto che gli studenti al momento sono in una condizione pacifica, ottimale, non ci sono stati contagi né sintomi né altro, mentre sappiamo per certo che rimandarli alle loro abitazioni per molti di questi vorrebbe dire metterli in condizione di pericolo, sia per i viaggi che in questo periodo sono quasi un'odissea per uno che debba andare in Sicilia piuttosto che in Sardegna, o anche per il fatto che alcuni di loro hanno famiglie in cui magari ambedue i genitori sono infermieri di terapia intensiva a Bergamo o altro, sono condizioni così che potrebbero metterli in pericolo. Quindi gli studenti che sono rimasti oggi, che sono presenti oggi nelle nostre case studentesche, sono studenti che le famiglie stesse vorrebbero rimanessero qui, perché è di gran lunga la posizione più tranquilla per loro in questo periodo. 75 studenti in alcune residenze significa che percentuale rispetto a quella complessiva degli studenti durante tutto l'anno? È una percentuale che è tra il 10 e il 12% rispetto alla capienza normale delle case. Adesso noi parliamo delle residenze che fanno riferimento alla diocesi, ma una condizione analoga c'è per le residenze di ESU, dell'ente per il diritto allo studio regionale, piuttosto che per le residenze universitarie private gestite da privati che hanno i medesimi problemi, anche se non si sono ancora palesati così ufficialmente.